l'operazione fiducia, no? Stanno tentando del Zotto, però in una situazione di questo genere... Allora, credo che siamo in presenza di scene di basso impero, di fine impero ormai, come è già stato accennato. Già stasera ho anche percepito una serie di luoghi comuni. A me c'è una cosa che particolarmente infastidisce. Ho già detto altre volte, se uno di cognome fa Padoan, non deve vergognarsi di farsi chiamare Padoan, perché lui non so dove sia nato, ma sicuramente i suoi sono nati in provincia di Venezia. È nato a Roma lui sicuramente. Quando ci sono delle cose come le unghie sui vetri, no? Quando sento Padoan, ecco, mi sento colonizzato. Io leggo il titolo Veneti da indignati e rassegnati, io ho già espresso la mia visione della spugna. Allora, quando c'è del disagio si crea la spugna che assorbe il disagio. C'è stato il momento della Lega, poi quando il disagio in qualche maniera viene preso dentro, e voglio dire, c'ero anch'io, tanto non mi parlo con l'amico assessore, quando poi il disagio cala, svuotano il contenitore. Prima della Lega, dopo la Lega c'è stato Di Pietro, anche là, tutti i ben pensanti, gli arrabbiati, gli onesti, tutti a votare Di Pietro, finché Di Pietro ha assorbito il disagio, poi quando il disagio è tornato controllabile, Di Pietro si è sgonfiato. Adesso c'è Grillo. Tutti i ben pensanti, gli arrabbiati, gli onesti, magari anche dilettanti ma onesti, tutti con Grillo, poi quando l'effetto sarà svanito, ecco. Allora io leggo il titolo Veneti da indignati e rassegnati, io lo giro, direttore, perché l'indignazione è governata. Il rassegnarsi è apparentemente una rassegnazione, come diceva il Presidente Palazzo, col quale continuo a trovarmi in sintonia. Gli ho chiesto anche se vuol farsi la tessera prima al Veneto, perché siamo rimasti gli unici indipendentisti puri esistenti in Veneto, perché queste amministrative hanno fatto vedere situazioni per cui qualcuno tiene famiglia, no? Ecco, anche di quelli che qualche volta sono nudi e puri. Allora io credo che sotto la cenere della rassegnazione sia pronta la rivolta. Io ogni tanto butto l'occhio a quello che è successo in Romania, sono andati in piazza centinaia di migliaia per sere, sotto la neve, sotto la pioggia, sotto il freddo, finché sono riusciti ad ottenere quello che sono riusciti. La pancia è ancora mezza piena, su questo siamo d'accordo. Quando uno comincerà a capire che è mezza vuota, forse comincerà ad alzare un attimo la testa. Non c'è via di fuga, il debito pubblico cresce. Dell'Europa ho la visione napoleonica, c'è caduto Napoleone, cadrà anche l'Europa, Napoleone è caduto per colpa di un inglese, l'Europa cadrà per colpa dell'Inghilterra, che comunque è inglese, insomma. Per cui l'Europa è sfuggita di mano ai padri fondatori, è in mano alla finanza, è in mano alle banche, è in mano a Juncker, che abbiamo visto cosa fa a casa sua e cosa poi impone a casa degli altri. La situazione è pre-esplosiva e non c'è via di uscita. L'unica via di uscita sarà l'implosione o l'esplosione, poi possiamo decidere quale delle due. Ma io non vedo via di uscita, perché sangue, sudore e lacrime e il debito pubblico cresce. Sangue, sudore e lacrime e a Roma continuano a fare i pasticci. Allora in Veneto arriverà il punto di rottura. Io credo che sotto la cenere della rassegnazione ci sia il fuoco della rivolta. E non manca tanto. Questo è il mio credere, non è il mio auspicio, ma è quello che io credo. Non manca tanto perché la storia insegna che quando sembra tutto perso, è il momento in cui c'è il rimbalzo e c'è la presa di coscienza e c'è anche l'orgoglio di essere veneti. Abbiamo pubblicato sul nostro sito un intervento di un nostro militante che è andato in Brasile, là parlano il Talian, che sarebbe il Veneto che parlano i brasiliani, parlano il Veneto con un po' di cadenza portoghese. Sono orgogliosi di essere veneti, si sentono traditi dalla patria perché sono comunque stati respinti. Ricordo che il Veneto ha conosciuto l'immigrazione quando c'è stata l'unità d'Italia, prima non conosceva l'immigrazione. Faccio presente che le problematiche che abbiamo, come diceva il senatore, o ero parlamentare, come ti chiamo? Senatore, non cambia niente, Remo. Allora, prima si omogeneizzano, l'ho detto 500 volte, prima si omogeneizzano le economie, dopo si usa la moneta unica. Non c'è via di uscita perché non può reggere, non può reggere. Tecnicamente, non solo politicamente, tecnicamente non può reggere. E quindi ci sarà il punto di rottura.
al quale non manca tanto. Ma sono delle regole, cioè, non è che il sindaco dispone in quello e lui occupa un bene che come quello di marciapiede di una piazza è di tutti e quindi dovrebbe pagare gli altri. Dopo si tratta di dire non usiamo il prateatico per fare incassi, ma per far capire che non è che uno va fuori e occupa lo spazio tranquillamente. È un problema, come dire, sociale, nel senso che l'economia non deve creare un danno. Io abito al Lido di Venezia, non importa, a Mestre. Negli anni 60 io andavo a Mestre per respirare l'aria frizzante, no? I complessi, il beat, ecco. E per fare vasche in Piazza Ferrari. Adesso scendi dalla stazione di Mestre, dove noi abbiamo la sede, abbiamo messo una sede nel posto, abbiamo una sede di 100 metri quadrati nel posto più degradato, nella strada più degradata, del quartiere più degradato, della città più degradata, non dico d'Italia, ma sicuramente del Veneto. Se esci dalla stazione di Mestre, il primo uomo bianco lo si trovava un paio di anni fa all'incrocio di via Milanese. Oggi il primo uomo bianco lo trovi all'incrocio della circonvallazione. Allora, i danni, e naturalmente i negozi chiusi, chiuso cinese, indiano chiuso, Bangla cinese, chiuso cinese. Ecco, allora voglio dire, i danni creati da questa situazione sono molto più gravosi che non quelli economici, cioè si è distrutturato un tessuto cittadino, creando danni incalcolabili. Allora i due derelitti devono ancora cominciare a lavorare e hanno già pagato una barcata di soldi con riferimento agli imprenditori. No, ma per chiunque. Sì, Un ragazzo che apre una partita IVA il giorno dopo se ne chiede deve 3.700 Nel euro. 1968 il mio insegnante di ragioneria diceva: se lo Stato prende in cassa 100 spende 101, se incassa 1000 spende 1001. Nel 1968 il mio insegnante diceva: è un gioco delle parti, siccome io so che tu evadi la metà di quello che fai, metto una tassazione del 66% perché quella giusta sarebbe 33, ma siccome tu dichiari la metà ti metto 66 per ottenere il 33. Allora, fin tanto che uno Stato ha della diffidenza verso i suoi sudditi, perché non siamo cittadini, siamo sudditi, è un problema che non potrà mai andare a buon fine, nel senso che lo Stato non si fida di noi, ma se uno paga il 66% di tasse chiude bottega, non può vivere. Il 66% poi paga l'INPS, poi quando esce dalla bottega e compra un chilo di pane ci paga l'IVA sopra. No, però quello è dentro il 66. È 66 per il privato, 75 per l'imprenditore. Sì. Scusami, il mio mestiere, cioè, sì, scusa, no, ecco, però... faccio io, le vedo le dichiarazioni, vedo anche i bilanci. Allora voglio dire, chi deve cominciare ad avere un rapporto franco con i cittadini? I cittadini verso lo Stato o lo Stato verso i suoi sudditi? È che abbiamo il vincolo di bilancio, non si può, no? Perché qualche volta, io insegno ancora per poco tempo, si dice, sai che quello che spende lo Stato per guarire le malattie create dal fumo è pari all'incasso del fumo. E uno dice, allora non tassare, cioè cerca di evitare il fumo, ma in quel momento lo Stato non può perché deve incassare i soldi del fumo perché altrimenti c'è il vincolo di bilancio, non ce la fa a pagare.